Si chiude dopo 18 giorni il Carnevale di Venezia, così come è iniziato e come si è sviluppato in queste settimane. Assembramenti sotto controllo, eventi distribuiti in tutta la città e Piazza San Marco affollata ma senza eccessi, compreso questo martedì grasso. Tanta gente, ma non tantissima, e una percentuale piuttosto bassa di maschere. Qualche bambino, qualche adulto, le famiglie. Circa 170.000 i visitatori arrivati a Venezia nello scorso fine settimana, con un'occupazione degli alberghi di circa l'80%, numeri incoraggianti per un graduale ritorno alla normalità, anche se i venti di guerra hanno in parte frenato le presenze. Per martedì grasso, treni affollati da tutto il Veneto e per tutta la giornata, con la voglia di passeggiare per le calli senza mascherina. Maschere e costumi però in numero inferiore alle edizioni pre-Covid. Con la scelta del carnevale diffuso si sono evitati assembramenti, esclusa Piazza San Marco, e si è dato spazio a molti spettacoli di musica, artisti di strada, intrattenimento. Intanto, nelle sale apollinee del Gran Teatro La Fenice, Alice Bars è stata proclamata la Maria del Carnevale 2022, grazie al voto dei giurati, 13 esperti di spettacolo, comunicazione, glamour e tradizioni che hanno seguito il cammino delle 12 ragazze che concorrevano al titolo. È sicuramente coronare un sogno, una cosa inaspettata che non avrei mai pensato, e te lo possono raccontare con tantissime parole, ma solamente quando lo si vive si capisce veramente di che cosa si parla. È incredibile, è una gioia assurda. Alice Bars ha 21 anni, abita a Eraclea e frequenta filosofia all'Università Ca' Foscari. Nell'ultimo giorno di Carnevale, Alice ha sfilato in gondola lungo il Canal Grande, con partenza dalla sede del Casinò, indossando un abito realizzato per l'occasione e salendo infine sul palco di Piazza San Marco insieme alle altre 11 Marie per salutare e dare appuntamento al Carnevale 2023.